Cari telespettatori, rieccoci, ricominciamo accompagnati dallo SPI CGIL, anche questa stagione, quest'anno tra virgolette televisivo, scolastico, incomincia sempre con il settembre, un po' come le scuole, e quindi ricominciamo con i nostri partner a darvi dei consigli, dei suggerimenti, degli apporti fondamentali per riuscire a districarvi nel complesso mondo normativo e di tutto quello che deve essere conosciuto per essere richiesto, per cercare di avere delle agevolazioni nelle difficoltà, nelle fragilità della terza età, della pensione, anche perché è una seconda età, non terza, perché in pensione si va che ancora si è dentro la seconda età. Chiedo conferma di questa ai nostri interlocutori. Maria Pistorello, ben ritrovata, segretaria SPI CGIL Vicenza. Buongiorno. Seconda età, vero, con la pensione? Ecco, non terza. Certo, no, assolutamente. Poi arriverà la terza, esatto, con calma. E Ugo Giollo, segretario invece dello SPI CGIL regionale Veneto. Grazie anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, il tema è importantissimo, vero segretario? Perché, un po' perché ci sono delle scadenze acqua alla gola e un po' perché è frutto di tutto un lavoro, di un'attività che voi avete svolto nel tempo. Ovvero contributi regionali per la non autosufficienza, il tema della non autosufficienza. Ci dica un po' qualche cosa. Sì, il grande tema è appunto quello della non autosufficienza. Noi in realtà da tempo, sia a livello di CGIL sia a livello unitario, stiamo portando avanti, tentando di portare avanti con la Regione delle vertenze e delle piattaforme per dare una risposta ad una condizione che sta diventando sempre più importante nel nostro paese e in Veneto in particolare. Perché? Perché per fortuna la possibilità di rimanere in vita fino a un'età importante continua a crescere e però questo porta con sé anche delle situazioni di non autosufficienza che sono sempre più importanti e che riguardano sempre più una fetta di popolazione notevole. Per cui da tempo stiamo chiedendo interventi strutturali in questo campo. Oggi in realtà ci occuperemo di quello che è un bonus che la Regione del Veneto aveva già messo in campo l'anno scorso, lo ha rimesso in campo quest'anno, il cui termine è il 30 di settembre, quindi ci sono ancora qualche giorno. Qualche giorno per fare domanda. Lo dico subito, è un bonus di 400 euro al mese per 12 mesi. Ma non è poca cosa. È una piccola cosa, però, perché non è strutturale. Tanto è vero che addirittura chi l'ha avuto l'anno scorso non può averlo quest'anno. E riguarderà, secondo i nostri conti, qualche migliaio di anziani, che per carità non sono pochi, diciamo 3-4 mila anziani al massimo, ma rispetto a una platea che oramai raggiunge i 300.000 anziani non autosufficienti nel nostro Veneto, quindi siamo al 10% della necessità. Questa è la critica principale che facciamo, e cioè anche in Veneto, così come a livello nazionale, si preferisce affrontare una serie di temi più per bonus che non per iniziative strutturali, che invece noi riteniamo essere indispensabili. Ecco, ma questo perché ci sono dei soldi che non ci sono, che quindi si sa di anno in anno di cosa si disporrà? Beh, quest'anno sono stati messi a disposizione 19 milioni di euro, basti pensare che l'anno scorso i milioni di euro messi a disposizione, se non mi ricordo male, erano 61, quindi siamo a un terzo di quanto stanziato l'anno scorso. Ripeto, questo è un tema assolutamente vero. Quanto viene oggi messo in campo su questo tema è
assolutamente non sufficiente, e poi ne scarica il peso direttamente sulle famiglie, ma poi casomai ne riparliamo. Assolutamente. Ecco, io direi chiedere anche alla regia di mettere in onda la locandina riassuntiva, no? Perché in modo che anche le persone possano visualizzare. Ecco. E passerei un po' la parola a lei, segretaria, per focalizzare i punti fondamentali, poi li sviluppiamo di volta in volta, di quello che intanto riassume la scheda. Certo, intanto la cosa principale da dire è stato prorogato la prima scadenza di questo contributo regionale che prevede il pagamento di 400 euro mensili per 12 mesi agli anziani non autosufficienti di almeno 80 anni di età che vivono all'interno delle proprie famiglie. E sì, indipendentemente anche all'età, purché siano invalidi al 100% e curati a domicilio. E quindi ecco questo, sì, non sì. Per anziani non autosufficienti che magari sono in una struttura. No, ecco, il contributo che la Regione Veneto ha riconosciuto lo scorso anno comprendeva anche gli invalidi che erano ricoverati in struttura, quindi nelle case di riposo. Infatti. Quello di quest'anno non lo prevede più, quindi devono essere persone non autosufficienti che sono curate all'interno della propria famiglia, quindi che sono a domicilio, o ci sono anche dei casi particolari, ma eventualmente adesso non scendo nel dettaglio. Poi questo contributo viene dato, intanto si prende a riferimento, non può essere dato a tutti, hanno messo un limite ISEE che però è abbastanza alto, che è l'ISEE sociosanitario, viene richiesto, e il valore deve essere non superiore a 40.000 euro. Mi fermo un attimo esatto. sull'ISEE sociosanitario, esatto. Che cos'è? Perché l'ISEE, chiamiamolo così tra virgolette normale, è quello che prevede di fare un calcolo su quelli che sono i redditi di tutti i componenti della famiglia. Invece quello sanitario considera i redditi del solo avente diritto, quindi della persona in questo caso non autosufficiente, e dell'eventuale coniuge, e basta. Potrebbero queste persone o questa persona potrebbe abitare anche con il figlio, la nuora o altri percettori di reddito, quindi questo non fa cumulo. Quindi quando si va a chiedere l'ISEE al CAF bisogna specificare che si ha bisogno dell'ISEE sociosanitario. Questo è importante. E il valore è 40.000 euro, non è basso. Poi c'è la necessità di avere la cosiddetta scheda SVAMA, cioè che abbia almeno 70 punti. E la scheda SVAMA è la valutazione proprio dello stato di infermità della persona. E allora, intanto dico subito alle persone che dovessero pensare di poter fare la domanda, si devono rivolgere all'assistente sociale dell'ULSS. Nei comuni più piccoli può essere utile anche rivolgersi all'assistente sociale del proprio comune. Bisogna fare comunque prestissimo. Quindi perché ci sono dei tempi? Perché l'ULSS poi ha bisogno di tempi proprio per compilare la scheda SVAMA, sempre che il pensionato non ne sia già a tutelare, magari perché ha già fatto qualche altra domanda, qualche altra richiesta. Allora, è regionale questo contributo? Questo contributo è regionale, esatto, bisogna fare presto, bisogna andare all'ULSS, l'ULSS provvederà a consegnare anche i documenti. Allora la domanda potrebbe essere fatta anche in via telematica, attraverso le proprie credenziali alla regione, ma chiunque può andare invece all'ULSS. Allora l'ULSS, una volta che ha acquisito la domanda, se non si è già in possesso della scheda SVAMA, che abbia almeno di questa scheda, che è la valutazione, come dicevo prima, dello stato di gravità,
fa partire l'iter per l'acquisizione di questa scheda che viene fatta, è una valutazione multidimensionale che viene fatta dall'assistente sociale del comune, dal medico di medicina generale e da un infermiere dell'ULSS. Perfetto. Intervento politico. Siete soddisfatti di questo? Perché poi qui dice, fino a quello che non ho capito, sono esclusi i beneficiari che ne hanno già ottenuto nel 2024. Però fino a esaurimento fondi, questa è una cosa che mette un po' di inquietudine, quindi chiedo un po' faccio la domanda politica. Diciamo che è il tema che affrontavamo prima, nel senso che sono stati stanziati 19 milioni di euro. E solo per questo, no? Per tutto? No, solo per questo. Ok. E che sembrano tanti, ma in realtà, lo dicevo prima, se lo dividiamo per 4.800 euro, che sarebbe il corrispondente di un anno, sono 4.000 persone più o meno. Quindi la Regione in qualche maniera si tutela, ma come aveva fatto anche l'anno scorso, dicendo guardate, noi lo diamo, ma lo diamo a questo numero di persone. Quindi se ci sono meno di 4.000 domande, alla fine c'è un risparmio per la Regione. Se ce ne sono più di 4.000, la Regione non le eroga a tutti evidentemente, e questo è un altro dei problemi che abbiamo, perché è vero che è stato prorogato fino al 30 settembre perché scadeva a metà agosto, sì, e quindi c'erano delle difficoltà anche proprio dal punto di vista della presentazione delle domande e dell'allegare appunto le certificazioni necessarie. Ma è anche altrettanto vero che non abbiamo capito quali saranno i criteri nel caso in cui ci siano più di 4.000 domande. Se sia chi arriva prima. Esatto, se sia un criterio di chi arriva prima, di chi ha la scheda SVAMA più alta, non lo sappiamo esattamente. C'è comunque un limite che è quello di 19 milioni. Quindi a questo punto non c'è la certezza di poterlo ottenere, pur rientrando nei requisiti, anche se uno fa presto, però appunto non essendoci già una gerarchia, diciamo, di scelta, il punto di domanda resta. Fino a quando resta questo punto? Cioè quando la persona saprà quando ha diritto, e quando la richiesta di questo contributo la fa il patronato e non ci sono deroghe di tempo? Allora, le sedi nostre del sindacato pensionati sono attrezzate per dare risposte rispetto a questo e quindi possono benissimo aiutare gli utenti nel fare la richiesta. Questa del 30 di settembre è già una proroga e quindi riteniamo che sia il termine ultimo. Dopodiché torniamo sul ragionamento fatto prima. Si fa questa iniziativa da parte della Regione, per carità, va bene, nessuno mette in discussione, però non è esattamente la risposta che noi vorremmo, perché oggi come oggi abbiamo le famiglie che nel caso in cui abbiano delle persone non autosufficienti a casa, devono trovare delle soluzioni o al proprio interno, magari facendo in modo che soprattutto le donne rimangano a casa e quindi con quello che vuol dire dal punto di vista lavorativo, o tramite le cosiddette assistenti familiari o più comunemente chiamate badanti, che comunque sono un costo notevole e con servizi sul territorio che sono assolutamente non più in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze di oggi. Ecco, io chiedo questo, sono esclusi, e questa è una cosa importante, dal contributo i beneficiari 2024, quindi quelli che l'anno scorso hanno ottenuto il beneficio sono esclusi. Di conseguenza potrebbero essere escluse una marea di persone, perché visto che il budget era superiore, che c'è questa cosa qua, magari l'hanno chiesta 90 su 100, ne resta, giusto o no? Secondo le dichiarazioni della Regione dell'inizio di quest'anno,
L'anno scorso questo bonus è stato dato a circa 12.000 persone in Veneto. Tante o poche? Beh, sono poche rispetto ai 300.000 che dicevamo prima. Noi riteniamo che molte di queste in realtà fossero già ricoverate nei centri di servizio o nelle RSA o nelle case di riposo. Però comunque il dato è che chi l'anno scorso si è visto riconosciuto questo bonus, quest'anno non se lo vede riconosciuto, cioè si fa un'operazione che è un po' una lotteria di Natale più che... Ma più che altro io penso che se uno ha fatto richiesta di questo bonus, magari ne aveva veramente bisogno, penso, e che il bisogno non è che l'anno successivo non c'è. Giusto, quindi questo è un po' un problema, perché a meno che la persona non sia deceduta è evidente che il a quel punto non problema, non ci sono neanche i presupposti, sì, quindi è un altro discorso. Il problema rimane totalmente inalterato. Allora, interrompiamo un secondo, poi entriamo di nuovo a bomba sulla cosa, abbiamo diverse cosette da spiegarvi. Ricordatevi il termine ultimo, il 30 settembre, le condizioni e tutto, comunque c'è sempre il sito internet dello SPI-CGIL dove potete guardare e chiedere informazioni alle sedi che avete visto anche in sovraimpressione. Pubblicità.